Passiamo ora ai 200 stile libero assoluti maschi. Sono previste 3 batterie. Stanno per entrare in acqua Carlo Bosdachi in corsia 1, Giacomo Dozio in 2, Nicola Gasparotto in 3, Riccardo Cervi in 4, Simone Mazza in 5, Franco Salvador in 6, Giovanni Amadei in corsia 7. E dunque in vasca con questa batteria che va a completare il programma femminile dei 200 stile libero, su tutte favorita Vittoria Grotto in corsia 4 per il Montebelluna nuoto. La scorsa stagione ha collezionato ben 4 medaglie di bronzo ai campionati giovanili, 3 ai Criteria nei 200, 400 e 800 stile, a cui ha aggiunto il bronzo a Roma allo Stadio del Nuoto nella gara più lunga, 800 stile libero. Grotto più volte medagliata ai campionati giovanili e già ha indossato i colori della nazionale giovanile, era la Coppa Komen edizione 2K14. 32,02 i suoi terzi 50 metri. In Coppa Komen aveva vinto l'argento di staffetta e 3 finali nelle gare individuali, davvero super specialista del mezzo fondo dai 200 agli 800, in questo caso va a prendersi intanto la vittoria di batteria con 2.04 e 60, che è anche il miglior crono assoluto. Cordiali Margherita 2.726 si mette in quarta posizione, Martina Marin 2.744 in quinta posizione. Al via ci siamo con i maschi, con la prima batteria assoluti.